Istituito nel 2009, l'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega raccoglie e analizza i dati sugli infortuni sul lavoro provenienti da diverse fonti, tra cui INAIL, mass media, comunicazione di enti istituzionali o di associazioni del settore. Vediamo assieme i dati più importanti che descrivono il fenomeno degli infortuni sul lavoro nell'anno 2022. Nel 2022 sono avvenuti 1.090 infortuni mortali, contro i 1.221 del 2021. Questo dato, certamente confortante, indica una riduzione degli infortuni mortali del 10,7%. L'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega ha voluto analizzare più a fondo questo dato per comprendere meglio le cause di questa flessione. Ne è emerso che l'elemento principale che ha determinato questa flessione è l'andamento delle morti per Covid, considerate nelle statistiche degli infortuni sul lavoro da INAIL. Infatti, nel 2022 sono quasi sparite le vittime Covid, conteggiate come infortuni sul lavoro. 10 su 1.090 secondo i dati stimati a fine dicembre 2022. Nel 2021 invece gli infortuni per Covid erano quasi un quarto dei decessi sul lavoro, 294 su 1.221. Ciò significa che gli infortuni con esito mortale non Covid, quelli cioè riconducibili direttamente alle attività lavorative indipendenti dalla pandemia, sono cresciute ben del 17%, passando da 927 registrate nel 2021 a 1.080 nel 2022. Per contro, nel 2021 le denunce complessive con esito mortale e non di infortuni Covid erano 48.876, mentre nel 2022 erano 117.154. Ciò significa che le denunce di infortunio per Covid sono più che raddoppiate nel 2022, dimostrando che il virus è meno mortale, ma è ancora presente nei luoghi di lavoro. Per poter confrontare il fenomeno degli infortuni sul lavoro tra le diverse regioni italiane, caratterizzate quindi da una popolazione lavorativa differente, l'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, nelle sue statistiche, utilizza l'incidenza degli infortuni, ossia il numero di lavoratori infortunati ogni milione di occupati presenti in una data regione. L'incidenza rappresenta quindi una sorta di indicatore del rischio di infortunio sul lavoro rilevato in ogni regione. Per rendere più immediato il confronto tra le varie regioni, l'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega ha deciso di zonizzare l'Italia, dipingendo il rischio infortunistico nelle regioni italiane secondo la seguente scala di colori. Bianco per le regioni con un'incidenza infortunistica inferiore al 75% dell'incidenza media nazionale, giallo per le regioni con un'incidenza infortunistica compresa tra il 75% dell'incidenza media nazionale e il valore medio nazionale, arancione per le regioni con un'incidenza infortunistica compresa tra il valore medio nazionale e il 125% dell'incidenza media nazionale, rosso per le regioni con un'incidenza infortunistica superiore al 125% dell'incidenza media nazionale. Nella mappa vediamo la zonizzazione relativa all'anno 2022, nel quale l'unica regione bianca è il Friuli Venezia Giulia. Utilizzando l'incidenza degli infortuni sul lavoro è possibile effettuare altri confronti tra gruppi diversi di lavoratori, evidenziando così altri dati interessanti. Ad esempio, è possibile confrontare il rischio di infortunio tra stranieri e italiani, evidenziando che sono gli stranieri ad avere l'incidenza maggiore nel caso di infortuni in occasione di lavoro, con esito mortale. In particolare, nel 2022, i lavoratori stranieri hanno registrato un'incidenza degli infortuni mortali addirittura doppia rispetto agli italiani, sia in occasione di lavoro, sia in itinere. Nel triennio 2019, 2020 e 2021 si conferma sempre un'incidenza degli infortuni sul lavoro degli stranieri prossimo o superiore a 60 morti sul lavoro ogni milione di occupati. Anche in merito alle denunce di infortunio mortale e non, sono sempre gli stranieri a registrare l'indice di incidenza più alto rispetto agli italiani. Un altro confronto interessante è quello tra i lavoratori di diverse fasce di età. I lavoratori di età più avanzata, gli over 65, sono soggetti a un rischio di infortunio mortale nettamente maggiore rispetto ai più giovani, in parte spiegabile con la minore reattività nelle situazioni di pericolo. I più giovani invece si infortunano maggiormente, senza necessariamente gravi conseguenze. Ciò può essere in parte spiegato da una minore esperienza lavorativa e quindi da una maggiore esposizione ai rischi. Questi studi e altre statistiche dell'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sono disponibili liberamente sul sito www.vegaengineering.com e ci auguriamo consentano di approfondire l'analisi del fenomeno infortunistico, fornendo un contributo a tutte le persone impegnate a fare prevenzione nei luoghi di lavoro e a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.